Bene, siamo tornato in onda e speriamo che mantenga, sta evacuato il possibile, ma non scode questo problema abbatte, insomma, resta un problema del software, avevo provato fino a 15 miliardi e niente da fare. E quindi torniamo su chi la classifica, adesso a Vitesse, la attaccamo questo argomento, un anno forte a Vitesse, che ha bisogno degli altri scoraggi di andare in sto toccante a seguire la partita poi in modo che la Vitesse sia spinta e a patà prosanimo e poi binge questa partita. Poi ieri è stato in bici questo bellissimo spettacolo del circo in un bel questo l'atleta si sono esibito no, che stiamo vedendo questa piscina in questo aneddoto in questo kirchino insomma che è imbolicata in e anche tanto esercizio. No, che lo vediamo il soccorso e sul rifornitore, ascolta sul rifornitore, no, che siamo sempre su Guidare, sempre a corsa su Piazza Leone, e fino che pure da innanzi, sempre il soccorso, bisogna l'atleta che si strampuloso, ecco, e no che non cominciano il spettacolo in piazza, un bel spettacolo che potete vedere già in vista TV e vedete po' 30 riesca poi Facebook che lo cancella. Bene, andiamo da innanzi, vediamo la scopertina, adesso il giornale, questa è Unione Sarda, Magico Cagliari, una vittoria esaltante, poi la sanità non cambierà senza di me, Bartolazzi, in maggioranza c'è solo la caccia alle poltrone, e beh, è chiaro, queste, basta, manca queste pronta a applicare sul posto del Bartolazzi per restare in ambito pentastellato. E dimos poi basta rivolta a fase, il congresso nazionale da rifare, fase è federazione del emigrato sardoso in Italia e accanto pare Bappa Maretta. E dimos la prima pagina della Nuova Sardegna, la pioggia non placca la grande sete dell'isola, il Cagliari sbrana la Roma, Torres occasione persa, poi là ripartiamo dalla sanità, vera emergenza, là è il segretario del PD e poi entriamo in merito di questa pagina. Ecco qua la prima pagina che affrontiamo, riscusta i mercati esteri si conquistano solo valorizzando le esportazioni. Cugusi, narrata presente sul pecorino romano, narrata l'agroalimentare non basta e toccata quindi di andare a altro campo. Anche per un'isola periferica è certo non ricca, è possibile crescere e ritagliarsi un ruolo oltre i confini nazionali. Basterebbe seguire 3 regole: fare delle scelte su qualsiasi voglia settore o dossier, individuare le priorità e capire dove va il mondo, anticipandolo se possibile, ma mai andando in direzione contraria. La dinamicità di un territorio e l'Irlanda ne è un felice esempio, non sempre è data dalle risorse naturali. Quelle se ci sono è un vantaggio, altrimenti servono cervelli, innovazione, obiettivi definiti e una coesione sociale che va oltre il consenso elettorale. E siamo perfettamente d'accordo con Cogusi. Missione Confindustria in Thailandia, le imprese sarde si presentano all'AS e AN, 2 giorni di incontri per rafforzare l'esportazione dei prodotti dell'isola. Ecco, questo è anche politica. Altro che stare a giocare che si spoltrona. E a proposito degli giocare che si spoltrona, vabbè, prima di questa pagina però, che giovedì scorso dovrebbe essere intervista a Bartolazzi, no? Non è scusa. E vabbè, vai, che non la sappiamo, il casino no. Mi perdo, torniamo in dai secoli, e comunque questa è una pagina conseguenziale, ecco, no, che bestia desire manca, una proposta indecente sui social, desire manca, denuncia la violenza. L'assessora in un video parla di un commento ricevuto online, e cioè anche sul video, stamattina mi sono svegliata e ho letto una frase, un commento social che più sessista non si può
Un signore, un sardo, ha scritto se avessi voglia di farmi una bella scopata. Lo denuncia Desirée Manca, l'assessora regionale al lavoro torna nel mirino della violenza verbale. Una settimana fa parlava pubblicamente di alcuni insulti ricevuti. In sottofondo lo stridore del 25 novembre come data contro la violenza sulle donne. Oggi un altro, l'ennesimo episodio. Chiedo scusa per il termine, non appartiene alla mia persona, che spiega Manca in un video pubblicato sui suoi profili social, ma questo è per descrivere cosa vivo quotidianamente, qual è la violenza verbale e psicologica che una donna che sceglie di essere libera e una donna che sceglie di essere quotidianamente se stessa deve subire. Siamo solidari assolutamente in Desirée Manca. Edilizia in crescita nell'isola dal 2019 al 9.000, oltre 9.000 occupati in più, Confartigianato più di 41.000 addetti distribuiti in 23.000 imprese. Ne siamo scontenti. La Sardegna come una Cayenne, in che è riferita su fatto che non va il Galiotto su 41 bis. La verità è che, al netto delle promesse e delle frasi consolatorie lanciate sotto Natale, che suonano quasi come un saremo tutti più buoni, siamo ancora dentro un modello penitenziario vecchio di 50 anni, quello dell'ordinamento del 1975, che aspetta da decenni una riforma organica rimasta sempre incompiuta, mai vinta sul regolamento. Questo è Susu che di una terra. Sarebbe un errore fermarsi alla superficie, il punto più delicato, quello che davvero sta lì incendiando il confronto politico e istituzionale in questo momento, è un altro: la decisione di trasferire in blocco in Sardegna altissimo numero di detenuti al 41 bis. Per l'isola questa scelta è diventata un simbolo, la prova di come lo Stato continui a considerarla una periferia da utilizzare quando serve, senza consultazioni, senza neppure un'analisi delle conseguenze. Ma i tennelli si importa, in colonia tutto è possibile. Sosteniamo la governatrice, ma non l'interim, ma l'interim sia rapidissimo. È riferita su fatto che a presidente Todde ha idea di occare a Bartolazzi e piccare l'assessorato ad interim, cioè l'interim che era a Cano li parete, e come vabbè che non sta fare un compromesso un interim limitato. Parla Silvio Lai sulla sanità, è indispensabile un cambio di passo immediato. Noi crediamo che Abbanoa, gestita dai comuni, debba gestire la risorsa acqua. Ecco per quale motivo non è questo che ha fatto trapelare l'idea che Todde è in difesa della sabba pubblica e quindi che Abbanoa resta un ente pubblico, e chi su PD invece è spinto da interesse esterno che gli fa eliminare Abbanoa ente pubblico e mandare all'asta agli amichetti sul servizio di Abbanoa, e gai tutti lo scontestatore di Abbanoa hanno ischire i teccherennare a stare che ne Abbanoa che hanno andare a pagare dal bulletto. Sanità, nessuna svolta. Todde chiarisca la situazione. CGIL e CSUIL ad agosto firmato un protocollo, ma ancora lista d'attesa e servizi in sofferenza. La parola non c'è stata, lo dicono i segretari. La svolta, scusate, non c'è stata, lo dicono i segretari generali di CGIL, Fausto Durante, CILS e UIL, e quando i sindacati storcono il naso, il passo è breve. Se non arriverà il sindacato, se non arriverà la svolta, il sindacato metterà in atto tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori. Il 4 agosto firmavamo con la Presidente della Regione Alessandra Todde e con l'assessore alla sanità Almento Bartolazzi un protocollo. Definiva impegni chiari e obiettivi verificabili per imprimere una svolta alla situazione drammatica della sanità regionale. Quel protocollo rappresentava un atto di fiducia,
un patto di responsabilità condivisa, fondato anche sulla garanzia di un sistema di informazione, consultazione e confronto continuo. Questo sul mese pare nisso solde su il Consiglio regionale, pare che sia in giunta non eletta, ma riatteggiano su matessi legali. A Banoa, settimana decisiva, si vota per l'uscita della regione, cioè il determinante che si vota per l'uscita della regione dal suo capitale di Abbanoa, casi no, il servizio idrico deve tornare in appalto, cioè deve tornare quindi in un appalto europeo e bisogna sicuramente a Ciona, che già il gestine a Preos Altos in Spagna, e mi pare pure in Francia, una parte non riesco, ma comunque in Spagna di sicuro questa Ciona, e a Ciona lo sprayano, a conoscere sui nari, l'oso, sono quasi su triplo, su quadruplo dei NOC della Sardegna. I soci decideranno se restituire il prestito di 187 milioni, ma certo che tocca di tornare, però restare via a Banoa. Invasi ancora in emergenza, la pioggia non cancella la siccità, allarme nelle dighe dell'isola, è a disposizione solo il 35% dei volumi autorizzati, bassa disponibilità di acqua in 24 bacini su 34, possibili nuovi razionamenti, maccherones a secco, stop all'irrigazione. La sindaca di San Teodoro, le rassicurazioni non bastano, servono interventi. L'importante è pone desalatore e paccare quindi le imprese che lo spuniano skinne benissimo, che potevano servire a prendere ampulla, ma non certo, però invece supplire la mancanza di acqua. Intanto arriviamo all'informatore del lunedì. Gaetano fa saltare la Unipol Domus, 3 punti pazzeschi, e infatti si vogliono abbaitare la Serie A, 14 punti lo su Cagliari, che la pone una corsa su mezzo classifica. Noel de Pacu conto, vabbè, consideriamo schisa Roma, ha 27 punti, in chi su Cagliari hanno a Parisi che Sinter, e quindi risulta praticamente sicuna in classifica. Noi abbiamo una posta in gioco e noi manco una squadretta de Pacu conto. Bene, la partita inveniente a essere Atalanta-Cagliari, dura pure questa de partita, casa Atalanta este ingana de Kerr arziare sopra, e come la Zapata solo a 2 punti dal suo Castello. No, sì, a 2 punti, l'Atalanta a 6 punti e su Castello 14, quindi sono su manca matessi portata. Bene, emigrati, congresso da rifare, da 27 circoli, ricorso contro le elezioni di ottobre, gravi irregolarità. In che pure pare che in tutto d'accordo, prima è come va Maretta mala. Ecco qua, che siamo arrivati al PD, forse già oggi un vertice di crisi sulle forti tensioni con la Presidente, che su Unione Sarda, Nuova Sardegna, è un po' morbida che in questa differenza tra Todde e su PD. Invece intanto beste Ciriaco 2 che mi ha aumentato anche oggi è immacolata. A tutti un augurio di pronta guarigione, a Marco Bulloni e a Marco Luigi Carzetta, mio padrino di Cresima, che stanno affrontando un periodo complicato di salute. Nos unimos a questo appello, dico che Marco è in una situazione di recupero, Marco Carzetta, de Marco Bulloni non ha informazioni che insomma è ricoverato, ma non ha nessun tipo di informazione. Comunque noi unimos a questo appello del Ciriaco 2, poi lo storraremo a bidere che noi tranquillo lo travagliamo, che noi travaglio che fa che Marco Carzeda un anno in pensione e godinesi la pensione che tanto ti aspettano.
Torniamo sul giornale, PD forza già oggi un vertice di crisi sulle forti tensioni con la Presidente. Possibile una convocazione straordinaria della direzione del partito, cioè in cui sono arrivando i nodi al pettine, come intenzione. Del Sile Manca denuncia nuova violenza social e l'abbiamo già visto i satiri giornali. E arriviamo a Bartolazzi, ecco, questa è la pagina che queria per berrere prima, ma che è finita in coa e devo usare uso questo tipo di selezione che sono numeri, però numero per numero poi me lo spone a caso. Bartolazzi, senza di me la sanità resterà indietro, cioè quindi una risposta indiretta o diretta a Todde che Lucchele Boccare che balla da scherzo, pure skinne che lo stovano oramai non è scritto che renare balla da scherzo, ma so che non dell'ammentare, si scherzo è un YouTube educato da Susauku, sbuitato, o anche le su coro, Susauku, e poi si ponia una cantedo dell'inna, ruzzetto, into Susauku, tipo uno Sputnik che ti è nata su una cerbotana, ecco, solo che invece di spingere chi su Giorvare che salino, li spinghiacchi in dono a tiro brocco, li spinghiacchi a destantuffu, esa balla che si attraversi scherzo velocissima, uno fusile d'aghera praticamente, ecco poi designata che li boccanne che balla da scherzo, cioè ragazzi, Bartolazzi senza di me, la sanità resterà indietro, l'assessore in uscita si lotta per le poltrone, ecco qua è tornato l'assessore. Todde lascerà immontato un sistema arretrato. Infatti in Sardegna l'assessore alla sanità ancora per un po', forse un mese, forse meno. Armando Bartolazzi ritornerà al suo lavoro sicuro che senza di lui il sistema Sardegna non migliorerà, visto che lascerà dopo tutto ciò di importante che è stato fatto, per esempio la rete oncologica con 4 oncologi di livello mondiale come il direttore dello IEO che è presidente dell'ESMO, European Society Medical Oncology, insomma l'isola perde una grande opportunità. Perché non resta a fare l'assessore? Quello che so è che non ci sono più le condizioni. Questo sistema sanitario regionale è il risultato di 30 anni di spartizioni. Serviva qualcuno che viene da fuori, che sia fuori dalle logiche. La sanità sarda ha un ritardo di 25 anni. Da poco ho letto un articolo sul sistema Da Vinci in arrivo a Sassari, ma il Da Vinci esiste dal 1999, è un sistema obsoleto. Bisogna entrare nell'ottica che il tema sanitario deve essere una garanzia per la gente e che deve essere trasversale. Da quando sto io in Sardegna abbiamo curato la SMA con la terapia molecolare, adesso iniziamo con la terapia innovativa per la talassemia e le CAR-T. Scusi, ma allora perché Alessandra Todi rinuncerà a lei? Perché ha detto che ci vuole mettere la faccia? Si dicono tante cose. Il problema è che se va in porto questa situazione, così per carità, si ridistribuiranno le poltrone, che è quello che la politica fa sempre, ma fondamentalmente la gente verrà fuori a curarsi. Il percorso IRES non lo farete più, solo la Sardegna e Calabria non hanno un IRES. Tutti i 46 IRES in Italia li ho avuti in mano io nel 2018 e 2019, conosco tutti i passaggi, ma esco di scena significa che l'isola non avrà mai più la possibilità di costituire un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, nemmeno fra 30 anni. Si è persa una opportunità alla quale sta rinunciando la governatrice. Sono conti che poi farà con la politica. Io non so cosa dire. Ci sarà
sarà confrontata con Conte? Credo di sì. Io comunque mi ero dato un limite quando ho preso l'impegno il 9 aprile 2024. Dissi che per fare il lavoro che avevo intenzione di fare mi serviva una collaborazione trasversale. Io sono un medico, non un politico, ho girato il mondo nelle istituzioni più prestigiose, quindi posso dire quali sono le terapie che devono entrare in Sardegna. Lavoro da 45 anni in questo campo, sono venuto qui rimettendoci soldi e stando lontano dai miei figli, ma per me era una sfida, un'opportunità così non l'avrete più. Dai, un veleno totale, cioè, ma giusta risposta, giusta risposta del Bartolazzi. E colamo sa politica italiana, cittadinanza, un esame per diventare italiani, no che bestia, Salvini, chiesti scatenati sul razzismo e sul putinismo. Proposta Lega, gli stranieri dimostrino di conoscere le regole del nostro paese. In maggioranza si riapre lo scontro che ha tenuto banco in estate, contrarie le opposizioni. Un esame di integrazione per diventare italiani, tempi di residenza legale più lunghi per ottenere la cittadinanza e nuove cause che portano a revocarla. La Lega punta ad una stretta sulla normativa immigrati, depositando alla Camera una proposta di legge più volte annunciata nei mesi scorsi, soprattutto dopo il referendum di giugno, in cui è stata bocciata l'idea di dimezzare a 5 anni il tempo minimo di permanenza in Italia per ottenere il passaporto italiano. Oh ya ya. Oh ya ya. Bello stempolo. E in tanti no che bessattiru. Alla Russia piace la dottrina Trump. Corvo che in corvo non si chioca sopra. Sull'UE strategia in linea con noi. E cioè praticamente su nemica, a quanto pare è diventato total duro la democrazia, pur resta una democrazia del tipo capitalistica, ma questo due autarca, praticamente hanno un nemico comune, la democrazia. Portavoce del Cremellino, questo Peskov, possiamo lavorare per la pace in Ucraina, potete scrivere. Cioè che renare a spiccare tutto. La stretta sulla cittadinanza agli stranieri, questo è l'esempio del satiro putiniano, cioè Salvini, su un muro la scritta spara a Giorgia con la stella delle BR. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato, tanti messaggi di solidarietà alla Premier. By Kirka che l'ha scritto. USA e Russia un asse anti-Europa, questa stessa unione, questa nuova Sardegna, Cremlino, la visione di Washington è coerente con la nostra e giustamente non basta nessuno dubbio. Poi aggiungiamo Elon Musk, Galo Peo Spuro. E Musk definisce l'UE quarto Reich, Ucraina, telefonata Meloni, Zelensky, cioè Musk, notate bene, quarto Reich. Oh yeah, yeah. Solo che l'hanno fatto paccare la multa la contravvenzione. Washington dà l'ennesima spallata all'Europa e la Russia si allinea. La nuova strategia di sicurezza nazionale della presidenta Trump, che parla di rischio cancellazione della civiltà per il vecchio continente, è coerente con la visione del Cremlino e può garantire un lavoro costruttivo con gli USA sulla soluzione ucraina. Mosca e Malandra andano sempre d'accordo. L'avviso di Trump Junior, pur Trump Junior, quanto affermato dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, fa un paio con le parole del figlio maggiore, tale Babu Taluizi, del Tikkun, sulla possibilità che gli USA si defilino nel sostegno a Kiev. Non siamo gli idioti che firmano assegni, ha detto Donald Trump Jr., alludendo fino al suo nome nell'hanno posto, alla fine degli aiuti militari, e per non essere frainteso ha rincarato la dose, sostenendo che Trump Senior potrebbe abbandonare il processo di pace e in fondo sarebbe anche bene nell'ottica del baby tikkun
dal momento che nelle sue parole l'Ucraina è molto più corrotta della Russia e che il presidente Volodymyr Zelensky sta prolungando la guerra perché è consapevole che se finisce non vincerebbe le elezioni. Un attimo politico interessante. Egg tira dritto, uccideremo i narcos, sono come Al Qaeda. Questo è praticamente il segretario della guerra, prima della difesa come della guerra, è stato contestato, poi è morto in mare, l'hanno scampata dal suo primo bombardamento a questa nave, Chini, Guidanne, Canachini, narcotraffico. E andiamo all'ultima pagina, Merz, Netanyahu, accordo a metà. Merz è il primo ministro francese e Netanyahu chiaramente è il primo ministro israeliano. Il leader israeliano ribadisce: non creeremo un nemico alle nostre porte. Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due stati. Le opportunità di pace sono a portata di mano. Passeremo molto presto alla fase 2 del piano in 20 punti per Gaza. Benjamin Netanyahu guarda all'incontro entro la fine del mese con Donald Trump, che lo stesso presidente americano vorrebbe trasformare in un annuncio dell'avvio della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. D'accordo anche Friedrich Merz nella sua prima visita in Israele da cancelliere tedesco e dopo lo strappo, poi ricocito, dell'embargo parziale di armi verso lo Stato ebraico che per offensiva nella striscia. Siamo dai male in Peus e andiamo a tankare a no, basta denare Macron monito a Pechino, Dazzis non cambierà rotta contro lo squilibrio commerciale, cioè perché la Cina sta invadendo, approfittando di questa crisi, sta invadendo sul mercato e sul commercio. Tensione Cina-Giappone, sfida tra jet su Okinawa, caccia giapponesi pericolosamente agganciati dal radar di jet cinesi o intrusioni maliziose di aerei inviati da Tokyo su esercitazioni normali e legali organizzate da Pechino. Sopra Okinawa l'area si è fatta densa di tensione tra i due paesi asiatici, anche se le versioni sulle frizioni ad alta quota riferite nelle ultime ore dalle due capitali cambiano radicalmente a seconda della sponda, cioè non si comprende nulla, non sono contata, la verità è sua e noi stancamolo, riteniamo la reoia, metta sacrificato, ma assai ne bisogna resistere. Rinnoviamo storra, l'augurio di buona desanare impresse a Marco Bolloni e a Marco Luigi Carzella. Tancamos che esa sigla de tancatura, ecco qua. A mezzo vedere di buon a tutto dai Bizzi TV.